Buonasera. Spesso Berlusconi e Bossi parlano del nostro debito pubblico di oltre 1.900 miliardi di euro come fosse un'eredità delle guerre puniche. Per cui, siccome sono numeri e non si possono violentare, vediamo se ciò è la verità dei fatti. Nella cosiddetta Prima Repubblica il nostro mostruoso debito è salito vertiginosamente dalla metà degli anni 80 fino ai primi 90, quando l'uomo politico più importante del nostro paese era il corrotto, morto latitante, Bettino Craxi. L'uomo politico che gli succedette nella Seconda Repubblica e che ha dato una mano importante per raggiungere l'attuale triste primato è senza dubbio alcuno il suo sodale Berlusconi. Solo negli ultimi 3 anni del suo governo il nostro indebitamento è passato da meno di 104% sul PIL del governo lasciato dall'inizio del 2008 dal governo Prodi alle oltre 120% attuale, con un aumento secco di 15,5%. Di maggiorazione del nostro debito, numeri inconfutabili, per cui quando vi dicono che il governo Berlusconi non ha aumentato il debito vi stanno semplicemente prendendo in giro. Poi sempre Berlusconi ed i suoi maggiordomi con Bossi, suo vassallo, accusano gli artefici della nostra entrata dell'euro, Prodi e Ciampi, di aver accettato un tasso di cambio lira-euro troppo alto, che come sappiamo è di 1936,27 lire, quindi circa 2.000 di vecchie lire per un euro. Ebbene, anche in questo caso vi stanno mentendo, vi stanno prendendo per i fondelli. Il cambio euro e lira non è frutto di una decisione politica, ma è di un fatto tecnico che fotografava i tassi di cambio degli ultimi 2 anni dell'ECU, l'unità di conto europea, la valuta di riferimento in vigore prima dell'euro. Ad esempio il marco tedesco era quotato in quegli anni 990 lire, per cui il cambio marco-euro è stato di circa un marco e 95, circa 2 marchi per un euro. Mentre il franco francese a quel tempo si cambiava a 295 lire e ci volevano quindi oltre 6 franchi e mezzo per un euro. Se fate le moltiplicazioni vedrete che il cambio euro-lira, euro-marco tedesco, euro-franco francese erano la fotografia esatta dei tassi di cambio di allora. La verità è che i problemi dell'euro per noi italiani non sono dovuti al cambio di allora, bensì ai mancati controlli quando, dopo un periodo transitorio, il 1 gennaio del 2002, l'euro è entrato materialmente nelle tasche degli italiani. E chi era a capo del governo di allora che doveva controllare? Naturalmente proprio lui, Berlusconi. Causa i mancati controlli di quel genio di Tremonti, i prezzi di molti prodotti in breve tempo si sono raddoppiati, come se un euro valesse 1.000 lire anziché quasi 2.000. E questo l'abbiamo provato sulla nostra pelle di consumatori. Per evitare queste furbizie, o meglio, queste disonestà, Prodi e Ciampi avevano preparato delle contromisure. Infatti, una norma obbligava i commercianti con l'entrata nell'euro ad applicare per 6 mesi i doppi cartellini con i prezzi espressi in euro e in lire. In tal modo il consumatore avrebbe potuto fare il confronto con facilità. Sempre Ciampi aveva istituito delle commissioni provinciali con il compito specifico di controllare eventuali aumenti di prezzi ingiustificati o anomali. Ebbene, questi importanti deterrenti il governo Berlusconi non li ha mai attivati. Ma un errore che sicuramente non si può imputare né a Prodi né a Berlusconi è non aver previsto la divisa di 1 euro e di 2 euro in tagli cartacei. Noi italiani con la lira eravamo abituati ad avere delle monete che erano pochi spiccioli, mentre 1 euro, e a maggior ragione quello di 2, hanno un valore ben più alto, ma molti non ne erano coscienti, non ne eravamo preparati. Ma anche con questi handicap l'euro, per quanto riguarda l'Italia, è stato salvifico per la tenuta finanziaria ed economica del Paese. Ad esempio, in questo decennio l'Italia ha pagato degli interessi minimi sul nostro debito pubblico, il terzo per valore nel mondo. Se non fossimo entrati nell'euro, la vecchia liretta, forse è giusto dire, sarebbe stata e lo sarebbe a maggior ragione oggi una facile preda per la speculazione. Senza euro oggi saremmo un paese come l'Argentina di 10 anni fa, vicini o forse già in bancarotta già da qualche anno. E quindi alla luce di questi fatti, e di fatti non si discutono, dobbiamo ringraziare Prodi e Ciampi che grazie al loro prestigio internazionale ci hanno permesso di entrare con i primi paesi nella zona euro, anche se i nostri parametri economici non coincidevano con quelli previsti dal Trattato di Maastricht. Dobbiamo ricordarci di questi particolari. Grazie e arrivederci mercoledì prossimo.